dipendente comunale, il figlio di questi e un altro soggetto estumulavano i cadaveri per far spazio alle nuove sepolture, beccati dalle telecamere installate all'interno del cimitero. Iniziati oggi gli interrogatori di garanzia per gli indagati dell'inchiesta Sistema Cosenza, domani sarà la volta di Scura e Cotticelli. Buoni risultati sul fronte del contagio. Nel Cosentino c'è un significativo aumento dei guariti, pochi i pazienti costretti a ricorrere al ricovero. Nelle ultime 24 ore 142 casi e una vittima. L'appello del presidente di ANCE Calabria per Ciaccante: fate presto, le imprese in Calabria sono sull'orlo del precipizio. La Regione punta a valorizzare i percorsi di San Francesco di Paola, pronto un progetto che punta al turismo religioso. Buonasera dalla redazione TG10. Avrebbero eseguito numerose estumulazioni di cadaveri dal cimitero di Tropea, probabilmente per lucrare sui posti liberi che così si rendevano disponibili per nuove sepolture. Tra le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Vibo si tratta di un dipendente comunale, del figlio di questi e di un altro soggetto. Sono stati beccati dalle telecamere installate agli inquirenti all'interno del cimitero. Sentiamo. Ecco nelle immagini le 3 persone arrestate oggi dalla Guardia di Finanza di Vibo mentre svuotano le bare e distruggono i cadaveri. È accaduto nel cimitero di Tropea. Numerose le estumulazioni illegali eseguite, probabilmente per lucrare sui posti che in questo modo si rendevano disponibili per nuove sepolture. In manette sono finiti Francesco Trecate, 62 anni, dipendente comunale, il figlio Salvatore, di 38 anni, già noti alle forze dell'ordine, e Roberto Cintartese, 53 anni, incensurato. I 3, uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza ed un altro l'indennità di disoccupazione, hanno proceduto ad estrarre i cadaveri di persone decedute da molti anni, a volte non ancora decomposti, distruggendoli e smaltendo poi i resti, incenerendoli. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Vibo. Un reato veramente portato a consumazione con condotte raccapriccianti, con offesa alla pietà dei defunti, con distruzione di cadavere, di incendio dei resti, anche se pensiamo che i cadaveri che venivano estumulati venissero distrutti e poi collocati in dei sacchi e smaltiti, non sappiamo ancora bene in che modo, mentre i resti delle casse e degli indumenti venivano incendiati là direttamente sul posto. I finanzieri hanno anche eseguito perquisizioni nelle abitazioni dei 3 arrestati e nel cimitero di Tropea. Inoltre sono stati visionati atti in comune. Le prime denunce risalgono al 2019. Sono stati ricostruiti nel corso delle indagini almeno una decina di estumulazioni illegali, ma i casi potrebbero essere molti di più. A quanto pare queste erano condotte che duravano da tempo e che fossero risapute anche nell'ambiente, ma nessuno le aveva mai denunciate. Poi l'abbiamo accertato grazie ad altre attività, e nell'ultimo periodo c'era stata qualche denuncia che tuttavia, poiché eravamo in stato avanzato dell'indagine, fatta in maniera scomposta e resa pubblica, ci aveva anche un po' complicato la vita, nel senso che aveva facilitato la conoscenza da parte degli indagati oggi arrestati dell'esistenza di un'attività, e quindi avevano posto in essere delle condotte per cercare di nascondere quello che stavano facendo. Nascondere fino a un certo punto, perché comunque poi hanno continuato fino a praticamente venerdì scorso a porre in essere condotte dello stesso tipo. Iniziati oggi gli interrogatori di garanzia per gli indagati dell'inchiesta Sistema Cosenza, e domani sarà la volta di Scura e Cotticelli. Sono iniziati oggi gli interrogatori di garanzia dell'inchiesta coordinata dalla Procura Abruzia, denominata Sistema Cosenza e condotta dalla Guardia di Finanza. Risponderanno alle domande del GIP Manuela Gallo e chiariranno la loro posizione i destinatari del provvedimento emesso venerdì scorso. Attesi in tribunale a Cosenza personaggi illustri fra dirigenti e commissari del sistema sanitario regionale, e domani toccherà anche agli ex commissari Massimo Scura e Saverio Cotticelli, oltre al responsabile della task force regionale per il Covid, Antonio Belcastro. Mercoledì poi sarà il turno degli altri indagati, ma il procuratore Spagnuolo sottolinea come l'inchiesta non sia definitivamente chiusa e non sono esclusi nuovi sviluppi. L'indagine sulla sanità non è ancora conclusa, perché
sono in corso ancora gli interrogatori da parte del GIP per l'applicazione delle misure interdittive e perché comunque vi sono altre cose che devono e che vanno appunto chiarite. Non lo so se queste indagini minano o non minano il rapporto del cittadino nei confronti della società. Io dico che noi abbiamo un obbligo, il nostro compito è quello di individuare dei fatti, di ricostruirli, di fare una valutazione se questi fatti hanno rilevanza penale, sottoporli all'attenzione di un magistrato, il giudice terzo esprime le sue opinioni, ci vanno bene, non ci vanno bene, le impugniamo, c'è tutto un circuito che alla fine si conclude con una sentenza definitiva che dirà se la indagine è positiva o non è positiva. È evidente che poi all'interno del gruppo sociale queste cose hanno delle ulteriori ripercussioni, ma il nostro compito non è quello di governare, valutare queste ripercussioni, il nostro compito è quello di ricostruire dei fatti reato. Questo abbiamo cercato di fare in questa indagine in materia di sanità. Abbiamo avuto un primo positivo riscontro e spero che ne vedremo degli altri. Adesso la pagina relativa al Covid, contagi a macchia di leopardo in Calabria, c'è un nuovo focolaio nella presila cosentina, al Lagaro di Celico, avviata l'indagine epidemiologica da parte dei sanitari della task force dell'ASP nel Cosentino, tuttavia diminuiscono i contagi e aumentano i guariti. Diminuiscono i casi Covid in Calabria, un decremento probabilmente dovuto alle misure restrittive disposte con la zona rossa e arancione. A contribuire inoltre alla contrazione dei contagi l'avvio della campagna di vaccinazione che, seppur a rilento, la nostra regione continua a rimanere in coda alla classifica nazionale, ha immunizzato operatori sanitari e ospiti delle RSA. A breve poi, con l'arrivo delle altre dosi di vaccino, si allargherà la platea dei soggetti immunizzati a partire dai circa 130.000 ultraottantenni. Da poco più di una settimana la Calabria è passata in zona gialla che, è stato più volte sottolineato, non è un liberi tutti. Sta al buonsenso delle persone continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare una risalita dei casi. C'è intanto un nuovo focolaio nella presila cosentina al Lagaro di Celico, dove sono 11 le persone positive. I sanitari della task force dell'ASP hanno avviato il contact tracing per risalire all'origine del contagio. Un contagio che nella nostra regione è a macchia di leopardo. Ci sono centri dove non ci sono positivi oppure si contano sulle dita di una mano, mentre in altri il contagio corre. Rimanendo nella provincia cosentina, la più grande della Calabria con 155 comuni, passiamo da un caso registrato ad Acquaformosa ai 661 di Corigliano Rossano. Di questi 635 sono a domicilio, 22 ricoverati in reparto e 4 in terapia intensiva. 206 invece sono i casi a Cassano Lo Ionio con 199 pazienti a domicilio, 6 in reparto e 1 in terapia intensiva. A Cosenza poi sono 117 positivi con 109 a domicilio, 6 in reparto e 2 in terapia intensiva. Complessivamente tuttavia migliora la situazione, come si evince anche dall'infografica. Aumentano i guariti e diminuiscono i ricoveri in area medica. I decessi però sono quotidiani. Fino al 7 febbraio nella sola provincia di Cosenza 266 morti dall'inizio della pandemia, 624 in tutta la regione. E oggi c'è un decesso nel bollettino regionale, sono 142 i nuovi positivi e naturalmente, come spesso capita il lunedì, sono stati effettuati meno tamponi nelle ultime 24 ore. Vediamo in estrema sintesi il bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 509.214 soggetti, più 1.608 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 34.333, più 142 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 42, a Catanzaro 1, a Crotone 0, Vibo Valentia 20, Reggio Calabria 79. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 234 nei reparti di malattie infettive e 25 nelle terapie intensive. Una vittima nelle ultime 24 ore, 625 in totale dall'inizio della pandemia. Ultimi aggiornamenti in tema di vaccini: 60.300 le dosi inoculate fra prima e seconda vaccinazione su quasi 80.000 dosi consegnate, siamo al 75,4% delle dosi somministrate rispetto a quelle fornite. E la Calabria è sempre al penultimo posto, ma ha staccato di qualche punto percentuale la Liguria, che pur avendo
meno abitanti ha ricevuto più dosi di vaccino, sono 95.000 contro 80.000 le dosi di vaccino che sono state ricevute dalla Liguria. Parliamo invece degli effetti del Covid sull'edilizia, settore in crisi come tanti altri, dice il presidente dell'Ance Calabria Perciaccante. Serve anche una burocrazia più snella per facilitare l'utilizzo delle misure studiate dal governo. Una burocrazia più snella è indispensabile per consentire al settore dell'edilizia di sfruttare gli strumenti messi a disposizione dallo Stato. Il settore vive una fase di crisi profonda. Siamo sull'orlo del precipizio, voglio dire, ora non... Certo è un periodo bruttissimo, che non solo per le aziende edili, quindi il mondo delle costruzioni, ma in genere. Forse ci sono settori che sono ancora più colpiti di noi, il turismo, la ristorazione, gli alberghi, voglio dire, ci sono effettivamente problemi un po' per tante categorie, forse, e queste sono state quelle più colpite. Però anche il mondo delle costruzioni sta attraversando certamente un periodo pessimo, bruttissimo, perché noi avremmo in Calabria, nel Mezzogiorno, l'opportunità di poter spendere davvero tanti quattrini. Cioè noi abbiamo, per quanto riguarda l'edilizia privata, l'ecobonus, il sisma bonus, adesso non voglio andare nel particolare, però per far sì che ecobonus e sisma bonus si avviino, la pubblica amministrazione, la burocrazia degli enti locali deve essere efficiente. E io quello che riscontro io, che riscontriamo tutti, è che purtroppo abbiamo una burocrazia che fa un pochettino acqua, insomma, cioè certamente una burocrazia non preparata per questo modo di lavoro, sia per quanto riguarda quindi l'ecobonus, perché lei capisca, cioè noi per quanto riguarda il sisma bonus vanno depositati, vanno presentati a Sismica gli interventi di consolidamento statico dei fabbricati. La piattaforma sismica non lo so, è forse più facile fare un pellegrinaggio a Lourdes a piedi, andata e ritorno, che riuscire a caricare su Sismica un progetto. Quindi lei capisca bene, i tecnici non è che possono perdere giornate per poter caricare un progetto. Nelle pubbliche amministrazioni degli enti locali, piccoli comuni, purtroppo non sono attrezzati, non sono dotati di personale tecnico che può assolvere velocemente, insomma, se si va per un'autorizzazione, se si va per una ricerca di un progetto. Purtroppo queste pubbliche amministrazioni, con il blocco che c'è stato delle assunzioni, sono completamente sprovviste di personale. E adesso parliamo di Statale 106, intervento di Enza Bruno Bossi, sentiamo. Sud e infrastrutture. Il Recovery Plan rischia di rendere ancora più marcato il divario fra il nord e il sud del paese. Fra i piani di intervento previsti non compaiono le infrastrutture viarie. Quello che preoccupa alle nostre latitudini è la Statale 106, che attende da anni l'ammodernamento, ma si è trovata una soluzione alternativa. La costruzione di nuove strade non è prevista all'interno del Recovery Plan perché la Commissione europea non l'ha accolto per nessuna arteria a livello nazionale europeo. Questo non impedisce che la Statale 106 possa e debba essere finanziata con altre fonti di finanziamento. Già adesso è inserita nel DPCM delle opere strategiche per circa 3 miliardi, ma in audizione in Commissione Trasporti il commissario della 106, nonché amministratore delegato dell'ANAS, ha detto chiaramente che questa arteria importante per la Calabria, ma non solo, che unisce finalmente tutta la parte ionica e adriatica, sarà sostanzialmente inserita all'interno del nuovo contratto di programma ANAS Ministero dei Trasporti. Io credo che questo sia un bel risultato, frutto di tanti anni di lotte e di impegni sia dei parlamentari ma soprattutto dei territori. Franco Iacucci, riconfermato presidente della provincia di Cosenza, votato il 52,4% degli aventi diritto, continuerò, ha detto, il lavoro già avviato in questi 4 anni.
Franco Iacucci riconfermato presidente della provincia di Cosenza, un risultato scontato visto che non aveva avversari. 870 i votanti su 1804 amministratori locali aventi diritto, espressione dei 150 municipi del territorio Bruzio. In sostanza il 52,45% degli aventi diritto. Iacucci è stato eletto con il 91,83%. In tarda serata, da poco passate le 20, è arrivata l'ufficializzazione delle elezioni. Iacucci, che è anche sindaco di Aiello Calabro, è tornato a casa. Nessuna festa, d'altronde le istituzioni sono da esempio per il rispetto delle norme anti-Covid. Le operazioni di voto si sono svolte in totale sicurezza. Continuerò il lavoro avviato in questi 4 anni. La dichiarazione a caldo del riconfermato timoniere della provincia. Il cosentino ha aggiunto: ha potenzialità enormi e vanno valorizzate. Una campagna elettorale non senza colpi di scena. Alla fine però il centrodestra ha rinunciato e deciso di non schierare il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, né il primo cittadino di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. Ero il solo candidato e quindi ho vinto facile, però insomma anche quello è un risultato, perché noi abbiamo lavorato tantissimo per questa ricandidatura, è stata sottoscritta da più di 700 amministratori su 1800, quindi un largo consenso, e io credo che probabilmente il centrodestra e altri hanno avuto difficoltà poi a raccogliere interno a una candidatura un progetto unitario che si contrapponesse al nostro. E adesso vediamo invece un servizio che riguarda il turismo calabrese, che riparte da San Francesco, la rete San Francesco di Paola. Il progetto è stato presentato questa mattina a Catanzaro. Per la costituzione della rete stanziati 16 milioni di euro, comune capofila del progetto del municipio della città del Tirreno. Nel nome del taumaturgo, patrono della Calabria e della gente di mare, i comuni calabresi fanno rete. Non a caso il progetto si chiama la Rete di San Francesco di Paola, la cui costituzione vale 16 milioni di euro. Seria, articolata, l'idea presentata dai sindaci della regione a tempi certi di realizzazione. Così nella cittadella Iole Santelli si respira fiducia. È simbolico questo progetto della rete dei comuni che intorno alla figura di Francesco da Paola, di San Francesco da Paola, hanno costruito una infrastrutturazione fisica, tecnologica, una via simbolo di quello che è il turismo religioso, e si integra con la nostra programmazione che abbiamo dovuto purtroppo sotto pandemia non poter mettere in campo. La rete di San Francesco di Paola, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, significherà sviluppo e lavoro. Le cooperative di giovani che si occuperanno dell'hub dei parcheggi nuovi a San Francesco, abbiamo sentito anche i 12 hub nel comune di Corigliano Rossano, sono tutte cose vere, concrete e reali che il MIBACT, che è un finanziamento ministeriale, finanzierà, a cui non aggiungeremo gli altri nostri interventi e che presenteremo anche nei prossimi giorni. Il cammino di San Francesco di Paola da San Marco alla città del Tirreno è in realtà il turismo lento, riscoperto negli ultimi anni. La nascente rete presentata questa mattina a Catanzaro avrà come capofila il comune di Paola. Paola ha questa primogenitura però che condivide pienamente con città importanti, Corigliano Rossano, con Spezzano della Sila che è l'avamposto del Parco della Sila, con Paterno che è inserita perfettamente nell'area urbana, e quindi un progetto che, se arriva a buon fine, come speriamo, perché ci sono tutti gli elementi che ci inducono ad essere ottimisti, alla fine diventerà un progetto pilota capace non soltanto di calamitare l'attenzione dei pellegrini e dei turisti, ma anche di offrire una visione della Calabria finalmente a passo con i tempi. Prossimo servizio dedicato allo sbarco avvenuto a Bovalino, vediamo. Su questa spiaggia questa mattina è approdato un veliero, c'erano 38 persone a bordo, 2 donne e 36 uomini, e probabilmente tra questi c'era anche
un minore, sono tutti richiedenti asilo. Come vedete alle mie spalle il mare è abbastanza agitato, ma nei giorni scorsi lo è stato di più, e come si dice in gergo tecnico o marinaro, un'onda lunga che ha permesso in qualche modo al veliero di raggiungere la spiaggia che vedete alle mie spalle e di arenarsi, e questo per fortuna ha significato la salvezza per le persone che ovviamente da giorni erano in navigazione. Subito è scattato il piano di soccorsi organizzato dal sindaco di Bovalino Vincenzo Maisano, le forze dell'ordine chiaramente erano presenti, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, il 118 e tutte le organizzazioni di volontariato. Insomma, la solita situazione che scatta quando c'è uno sbarco. Nel frattempo il sindaco di Bovalino sta predisponendo un alloggio per coloro che sono sbarcati. Pare che un immobile già confiscato all''ndrangheta possa essere subito utilizzato, quindi per il momento coloro che sono sbarcati saranno sistemati in questo stabile. Da una prima valutazione le condizioni di salute sono buone, non si può infatti dimenticare che Bovalino è stata zona rossa, ha avuto molti casi di Covid-19 e chiaramente questo è l'allarme principale. E adesso la rubrica che riguarda l'economia, la borsa. Chiusura positiva per le borse europee. I mercati stanno beneficiando dei segnali di rallentamento dei contagi e delle speranze di nuove misure a sostegno dell'economia. In particolare i non-farm payroll sotto le attese diffusi venerdì negli USA suggeriscono l'esigenza di nuove misure in tempi brevi. Secondo quanto dichiarato ieri dal segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen, un piano massiccio di aiuti come quello da $1.900 miliardi del presidente Joe Biden potrebbe portare ad un ripristino della piena occupazione nel 2022. In Italia il focus resta concentrato su Mario Draghi, che prosegue le consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo. Così il FTSE MIB di Milano chiude in progresso dell'1,5%, variazioni più contenute per il FTSE 100 di Londra, il CAC 40 di Parigi a più 0,5%, il DAX di Francoforte è flat e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,1%. Oltreoceano procedono in territorio positivo il Dow Jones a più 0,4%, l'S&P 500 a più 0,2% e il Nasdaq sempre a più 0,4%. Sul Forex l'euro-dollaro resta poco mosso a 1,204, mentre il dollaro-yen arretra leggermente a 105,2. Tra le materie prime l'ottimismo sulla ripresa sostiene le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,2% a $63, il VTI a più 1,7% a $57,8. Sull'obbligazionario il BTP Bund si contrae a 95 punti base, con il rendimento del decennale allo 0,51%. Tornando a Piazza Affari, sul FTSE MIB bene BPER a più 7,4%, Unipol Gruppo a più 6,3%, Banco BPM a più 6,2%, mentre chiude in controtendenza Inuit a meno 0,8% e Diasorin sempre a meno 0,8%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Tornano le piogge sui settori tirrenici, un flusso di correnti atlantiche entra nel cuore del Mediterraneo sospingendo perturbazioni verso l'Italia. La Calabria verrà interessata da precipitazioni per i prossimi giorni, in particolare lungo i versanti esposti ad occidente. Domani a iniziali condizioni di variabilità instabile sopraggiungerà nel corso della giornata un nuovo impulso perturbato che investirà ancora i settori tirrenici ed interni, specie del Cosentino con piogge e rovesci, possibili nevicate a quote piuttosto alte di Pollino, Orsomasso e Sila, intorno ai 1500-1800 metri, temperature stazionarie. Domani ventilazione sostenuta da ovest-sud-ovest, specie lungo le coste esposte ai crinali montuosi. I mari saranno agitati, il Tirreno, Cosentino e Catanzarese, molto mosso il settore Vibonese e Reggino. Lo Ionio risulterà mosso sotto costa e molto mosso a largo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata.